non si sa neanche cosa. Non si sa di cosa. Non si sa di cosa, ma si impegna a pagare 2.600 euro. 2.600 euro. Dammi 2.600 euro che te daremo che qualcosa. Vedremo cosa. Forse. E quanti che ne sai che casca? Ne passa dei bauchi che ne sai tanti? Oramai ha fatto terra brusà dappertutto, qua vicino. Adesso mi telefono i colleghi dalla Val d'Aosta, dall'Emilia Romagna, Napoli. Ma che sei una località nel Veneto dove che sei il top dei sti bidoni, che sei un paese che potremmo localizzare l'epicentro. Se fa ridere, se da ridere. No, veramente non abbiamo ancora capito come mai, ma il luogo da dove partono tutte queste cose è Rubano. Scusa, Rubano Mario scherzo, ma è provincia di Padova. Ascolti me, una curiosità, è come se che si riuscivo altri a filmare, perché questo qua non si ricostruito, giusto? Questo è bea, perché mi sembra per seconda volta da stessa signora. E questa qua, che aveva capito tutto, e adesso non più. Era messa telecamera proprio davanti, questo qua proprio che era parlato davanti, che ha contato tutto, e questa qua diceva, ma non go da pagare 2.600. No, assolutamente. Assolutamente. E grazie a questo filmato originale, voi altri che avete potuto presentarlo, che avete fatto una denuncia, ritengo. Sì. Si intervenui anche nei confronti della magistratura? 2 anni e mezzo che andiamo avanti questa storia. Non è semplice neanche. No. Ma, comunque i tempi sono veloci guardando giustizia che si è messo anche alla Camera di Commercio, tutta questa attività che crea danno soprattutto alle società serie. La cosa interessante è che le istituzioni hanno risposto bene e soprattutto l'antitrust. L'antitrust che era da 65.000 euro e ha ridotto a 50.000 perché ha visto il bilancio che era in rosso. Sì, era peocciosi anche a ore, insomma. Sì, che avrà stornare da qualche altra parte. Ma come hai fatto ad avere l'indirizzo? Diciamo anche una cosa importante che proprio recentemente sta deciso a livello nazionale che, per esempio, arriva a telefona a casa delle persone comuni e sti qua va a attingere le informazioni, i numeri di telefono da dove? Dagli elenchi che ha e adesso si è istituito il registro delle opposizioni. Ricordate, registro pubblico delle opposizioni.it. Là uno basta che si collega al sito, scrive nome, cognome, indirizzo, codice numero fiscale, di telefono che vuole bloccare e in questo modo nessuno potrà più contattarvi, rompere scatole casa, proponendo di tutto e di più. Certo. Quale altro sistema che avevamo per difendersi? A parte il registro delle opposizioni, c'è qualche sistema che avevamo per difendersi da questi truffatori? Qualche consiglio che ti puoi darmi? Non ve ne c'è. Sarà a porta non versare nessuno. Ed è un consiglio che noi diamo in modo particolare rivolto anche agli anziani che chiaramente in buona fede ora sono sempre disponibili a versare a porta. Non se versare a porta nessuno incrementa. Niente. Se posso portare il caso un signore a Villafranca, 80 anni, che arriva e che dice guarda che bisogna che te fassi subito il contratto con gli altri perché sennò adesso te cavemo corrente elettrica, bisogna che assolutamente... il punta tanto al discorso dell'energia, il gas... il vecchiotto che si è spaventato. Poi cava la luce, cosa fa? E siamo riusciti a bloccarli, ma il vecchiotto ha preteso che tornasse a casa e che ne ha dite tante. Ma tanto. Il suo vedere in faccia per essere giusto. Guarda addosso. Che ne ha detto tante che non si era più presentata da nessuna parte. Maurizio, dite se che noi altri che avevamo il grande Gatsby tra noi, che è il grande Rufo, che il tema della truffa lo viene da me, io pensare, mi dice te cavo la corrente, io dico non fa presa, cava le candele al limite, perché la corrente ormai non so neanche più cosa che sia. Ecco qua, Maurizio, ecco qua. Se vede tutto, spero che sia messo a fuoco. Allora, state attenti alle truffe porta a porta. Se qualcuno vi suona il campanello